Signore ascolta, Padre perdona, fa che vediamo il tuo amore. Iniziamo questa celebrazione della Quaresima, la prima domenica, in un modo anomalo. È un modo per ripensare tutte quelle cose che ordinariamente entrano nella nostra vita e che consideriamo scontate. La Basilica della Salute alle porte chiuse ed in pochissimi dai banchi assistono alla messa della prima domenica di Quaresima, celebrata dal patriarca Francesco Moraglia. Cari fedeli che potete partecipare a questa celebrazione eucaristica grazie ad Antenna 3, a Rete Veneta e a Gente Veneta Facebook, siamo e viviamo un momento importante. Perché? Perché le difficoltà per il cristiano devono diventare opportunità. Una modalità diversa di vivere il giorno del Signore con la parola di Dio che grazie alle telecamere di Antenna 3 e Rete Veneta è riuscita comunque ad arrivare a tantissimi fedeli. Opportunità, quindi ripartenza, speranza. Alle 12, come è già stato per il mercoledì delle cenebri, alle ore 12 suoneranno le campane della nostra diocesi. Sono un grido di speranza. L'epidemia di coronavirus ed il conseguente divieto di manifestazioni, cerimonie religiose comprese, sta cambiando le nostre vite. Le odierne circostanze ci costringono a sperimentare che cosa vuol dire essere Chiesa privata del suo bene supremo, l'Eucaristia. Celebrazioni fermate giustamente per una precauzione che si può e si deve capire, dice il patriarca, ma allo stesso tempo auspichiamo che le cose cambino velocemente. Vogliamo tornare a celebrare l'Eucaristia, magari con una consapevolezza più grande, magari con una fede più grande, ma vogliamo tornare a celebrare l'Eucaristia. Sono vicino con tutto il cuore ai malati, ai loro familiari. Sono vicino con gratitudine ai medici, agli infermieri. Sono vicino al personale della protezione civile, agli amministratori. Devo ringraziare il Presidente della Regione, che ho sentito anche pochi minuti fa, prima della celebrazione eucaristica, il quale so che si sta adoperando per cercare di essere rigoroso nel rispetto della sanità pubblica, della pubblica salute, ma anche disponibile a riattivare una vita comune anche a livello di culto e di preghiera. Poi il momento finale con il patriarca che affida la città ed il Veneto tutto alla Madonna della Salute. La Madonna di noi veneziani, la nostra città, le nostre terre, le terre del patriarcato, le terre venete, chiedendo come i nostri avi hanno fatto parecchi secoli fa di essere per noi madre e di prenderci per mano tutti, non lasciando solo nessuno. Lei certamente lo farà. Forse in quel momento illuminerà anche i nostri cuori, perché anche noi, a nostra volta, sappiamo tendere le mani agli altri. La Madonna della Salute. Infine le campane a distesa, tutte le chiese ed i campanili della diocesi si sono unite in questo corale grido di speranza.